Questa roba qua no, non ne credo assolutamente, perché allora a quell'epoca che era il coprifuoco la sera e io stai lì, bisognava chiudere una certa ora per le 8 e noi altri si erano sfogliati su una famiglia di contadini, non tanto distante, perché qua di notte veniva e sparava sui balconi e cercava le foreste. E ora però ritenevo più opportuno scommersi qua, perché di già sono più sicuro, sopra il botte che era stetoi, con sabietta in cima e sentiva rumori o qualche sparatoria e si metteva sotto lui lo trovava, perché aveva scontro sotto il botte, no, nessuno poteva immaginarla, neanche a televisione. Quindi se uno ha aperto l'osteria, bisogna che sia stata gente che conosceva. Mi sono trovato tre carichi sul banco con mezzo bicchiere di vino e quindi sicuramente c'era gente che lo conosceva, se no noi caverne, perché sapeva che era... Non potevano essere due tedeschi regolarmente equipaggiati, rimasti sconosciuti, col pretesto di essere alloggiati. Assolutamente. Anche perché l'osteria era chiusa. Chiusa perché era il coprifuoco, ma anche perché davanti proprio dai moglie, perché le notte che sparava più una volta così, sui balconi. Sì, prima del fatto, diciamo. Sì. Cioè, avevo una certa paura, insomma. Ma sto benedetta persona con cui era assieme, aveva un nome o no? Sì. Se puoi dirlo, tu eri il ma non so poi anche perché io parlavo con questa persona. Io ho detto, sto attento. Se dormi in letto insieme, perché io avevo un letto insieme, grande. Si amici da sempre. Come ha fatto a dire che deve sempre dormire e non sentire un colpo di moschetto? Io l'ho detto chiaramente. Io non penso, ho detto che ti sia complice di questo, perché l'amicizia che avevi era grande. Penso che ti abbia avuto paura, giustamente, e stannavi fuori che comprava capì. Questo ho pensato e che ho detto chiaramente, ma... E lui cosa ha detto questo? Sì, mi piaceva, non sentivo niente e continuava a dire che stai in letto, aveva sonno, non dormiva. Tutta la notte non ti vedi uno che viene su. È impossibile. Io avevo paura, penso quello. Campo Curiosità era di San Giuseppe o di fuori? Sì, di San Giuseppe. Era di San Giuseppe. Quindi aveva un gruppetto di amici, anche di compagni, partigiani, diciamo, come si può chiamare. Ma non è che fosse partigiano che altro. Un amico. Le fratelli? Sì, sicuramente. No, no. Non era, però era come fratelli. Ma come aveva fatto Verga posso credere? E che aveva detto perché erano persone che conosceva, sicuramente, ma è così, perché allora tra qua è scappato a Piorettimo, me l'ha detto, in Piazza Domo che correva, che sparava prima col mitra perché mi aveva detto il fratello cruzato che aveva l'officina, che lo ha visto che andava via a schiva in mezzo ai colpi di mitra. Dove eri l'officina di fratelli cruzato? Io avevo adesso, prima di iniziare la salita del domo, da Porta Calvi, sulla sinistra era un'officina di biciclette, meccanico di biciclette, e ora aveva visto e mi ha fatto, che dopo di andare sotto il portico del vescovado,